I cittadini di Roma, i cittadini di Treviso hanno un territorio molto vasto e quindi possono muoversi. Qua a Porto Buffolè, con un territorio piccolo così, veramente non andiamo da nessuna parte. E quello che mi dà fastidio è che oggi si sta votando in Parlamento l'apertura dei porti, quindi è più importante che venga fuori la gente dal resto del mondo, che possono circolare liberamente, e i nostri cittadini li teniamo chiusi, peggio di essere in prigione. Un Natale in prigione, questa è l'espressione usata dal sindaco del più piccolo comune della Marca, sia per popolazione circa 750 abitanti che per territorio 5 km quadrati, comune peraltro che gravita economicamente e affettivamente con il vicino Friuli. Lo stesso sindaco ha parenti a Prata di Pordenone. Devono farci spostare almeno di un raggio di 30-40 km, in modo da poter andare a trovare i propri cari nelle feste natalizie. È Natale per tutti, per i grandi come per i piccoli. Assolutamente sì. E questa è la storia di tanti piccoli comuni in Veneto, 39 sotto i 1000 abitanti, da Foggia sull'altopiano a Zoppè di Cadore, passando per la padovana Barbona o Cande in Polesine, tanto che la fondazione Think Tank del Nord-Est chiede di valutare delle deroghe per i piccoli municipi, dove il rischio di un Natale triste è più concreto. Avendo anche meno servizi, che non ci sono tutti giustamente perché appunto il paese è quello che è, se uno ha bisogno deve comunque spostarsi e tutto è indispensabile adesso. Noi siamo piccoli, quindi non vedo neanche perché uno non può spostarsi, andare a trovare i suoi cari, i suoi familiari. È una questione di umanità. Ma qui a Porto Buffolè, in uno dei borghi più belli d'Italia, per qualcuno sarà un Natale di lavoro e speranza. Luca Giuliana sta realizzando il suo sogno, un'enoteca da aprire con il nuovo anno. Siamo qua, pronti e carichi perché noi non molliamo. E la pandemia non vi spaventa? Ma neanche un po', non esiste, noi continuiamo a lottare, non ci arrendiamo mai.